È un processo di rilievo importante, forse uno dei più importanti procedimenti penali che viene iniziato nel Veneto contro la criminalità organizzata, che sia una via di non ritorno, lo speriamo. È più di una speranza quella che arriva dal procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi, che il 19 febbraio scorso coordinò l'operazione congiunta di polizia e Fiamme Gialle contro la camorra sul litorale veneziano, sequenze di un blitz scattato all'alba e che ha modificato per sempre la geografia criminale a nord-est. Eraclea oggi rischia di essere il primo comune veneto sciolto per mafia e a decidere sulle sue sorti è in queste settimane il Viminale. In ballo per Cherchi c'è l'essenza stessa della democrazia. È un segnale importante ed è un segnale grave, è un segnale importante perché lo Stato, nell'espressione del prefetto, ha preso atto e ha sostenuto nella sua proposta al Ministro questa situazione. È un fatto però anche grave perché per la prima volta in Veneto e mi pare nel nord-est in generale viene proposto lo scioglimento di un consiglio comunale, quindi di un organo prima espressione dell'attività democratica in un paese per infiltrazione di criminalità organizzata. Questo è un fatto che secondo me dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese. Ma per preservare le istituzioni servono tribunali che lavorino a pieno regime, da qui l'allarme. Qui nel Veneto è particolarmente preoccupante l'assenza di magistrati, non riusciamo ad avere l'organico, neppure l'organico come dire, che non è sufficiente, ma neppure quello riusciamo ad averlo completo, per non parlare del personale di segreteria. È un problema che non spetta a me risolvere, io posso in continuazione sollevarlo, diventando anche noioso per questo. E non c'è solo Eraclea, se nelle prossime ore a Verona prenderà il via il processo contro la cosca Multari, il 23 gennaio si aprirà sempre in aula Bunker a Mestre anche il maxi processo contro l''ndrangheta dopo l'operazione Camaleonte in 53 alla Sbarra, un altro colpo alla criminalità organizzata a nord-est, ma la strada è ancora lunga. Qualcosa quindi necessariamente si è smosso, diciamo che siamo ai primi passi.